Eccomi qui. Me ne sto qui, ce ne stiamo qui, con i piedi ben piantati sulle tavole di un palcoscenico. Anche se là fuori il clamore di un mondo che strepita e urla minaccioso fa traballare questi vecchi legni. Anche se là fuori le immagini impazzite di un mondo che ha fretta, troppa fretta, vorrebbero penetrare e travolgere questa scatola nera che, quando si colora, ha i colori dei sogni e il cui suono è quello del respiro e della voce umana. Ma noi restiamo qui, restiamo e resistiamo. Per molti anni il teatro è stato la nostra casa, il luogo dei nostri pensieri, l'incrocio dei nostri affetti, lo spazio della nostra mente e del nostro cuore. E qui vogliamo vivere ancora e sognare ancora assieme a voi. Qui abbiamo raccontato le nostre storie e ancora le vogliamo raccontare. Qui le abbiamo condivise con voi, i tanti amici che abbiamo incontrato, grandi e piccini, e che vogliamo sempre e ancora incontrare, qui, nel teatro e con il teatro. Sì, perché è arrivata la televisione già molti anni fa, è arrivato il computer, eppure quello già molto tempo fa ormai. È arrivato il mondo globale della rete che ci porta in pochissimi secondi dall'altra parte del mondo, che ci fa incontrare in un attimo persone dell'altra faccia della terra. Bellissimo, bellissimo, davvero bello. Ma tutto così veloce, tutto così fugace, tutto così freddo dentro al vetro di uno schermo. Qui a teatro invece tutto è rallentato. Qui a teatro si impara, anzi, si reimpara una cosa antica che altrimenti rischiamo di dimenticare. Che noi umani siamo fatti di carne, fiato e sangue. Che i nostri sentimenti e i nostri incontri sono sempre pieni di calore. E la cultura e la crescita è sempre fatta di scambi di calore e di tempo. Il calore del pensiero e dell'affetto e il tempo che scorre lento e che dà modo al pensiero di penetrarlo, di capirlo, di comprenderlo. Per 35 anni noi di Fondazione AIDA abbiamo raccontato storie, progettato cultura per i bambini e anche per i grandi. Abbiamo lavorato nella promozione del territorio, creando collaborazioni tra persone e idee, cercando nel passato quello che poteva essere utile alla costruzione di un futuro. Per 35 anni abbiamo incontrato amici che hanno ricambiato con il loro affetto e la loro stima. Per 35 anni abbiamo creduto nella forza unica, antica, eppure sempre più nuova, rivoluzionaria del teatro e della cultura. Quella forza in cui continuiamo a credere e in cui vogliamo continuare a credere per noi, per voi, assieme a voi, grandi e piccini, per poter crescere insieme in un mondo migliore e sempre più a misura d'uomo. Grazie per la vostra amicizia e la vostra fiducia.